Amiche di Mister Topolini, vi presento l'aspirante numero 46, nome? Antonio. Antonio detto? Toio. Toio? Sì, eh? O Tonino? No, Toio. Io ti chiamo Tonino. Vabbè, lo stesso. Allora, Antonio, dovete sapere che proprio oggi compie 18 anni. quindi mi diventa maggiorenne. Mi stava accennando prima che insomma gli si prospetta una serata, Devastante. cioè proprio vedo già 4-5 donne che lo guardano e lo spogliano con gli occhi. Anche 10. Cosa ci fai alle donne, Antonio? Non si può dire. Non si può, non si può dire. Non si può dire. No. Va bene, senti, sei altissimo, informissimo. Cosa fai di bello nella vita? Bah, studio e d'estate vado a lavorare con mio papà. Di cosa ti occupi? Pescatore. Ah, pescatore, ecco perché c'è il fisico. Ti piace il mare, quindi? Sì, bello. Ho capito. Senti, hai un sogno nel cassetto? Va, sogni nel cassetto, insomma, sogni ce ne sono tanti di sogni, però A me ne basta uno. entrare nel mondo dei motori a livelli Mondiali. no, ma mondiali no, insomma, abbastanza avanzati. Nel mondo dei motori come pilota? No, beh, il pilota sarebbe bello, però è un po' improbabile. Poi magari meccanico, preparatore, cose di questo genere. Ho capito, vabbè, però guarda che nella vita niente è impossibile. Sì, questo è vero, però. Ok, oh, bene, sono proprio contento, auguroni allora per oggi. Benvenuto a Mister Topolini. Quella è la telecamera, quindi insomma, io già li sento gli amici che ti stanno dicendo auguri. Allora, per te l'opportunità di salutare e dire quello che vuoi. Allora, saluto mio papà, che morirà da ridere quando vede l'intervista. I miei amici, la mia famiglia, i miei sani, insomma tutti quelli che mi conoscono, dai. Bene. Un saluto generale a tutti. Bene, io aggiungo solo in bocca al lupo, divertiti e auguri per stasera. Grazie, lunga vita al lupo. Everybody join together now. One voice, one heart, love and unity.